Siamo felici. Sono molto felici. Siamo molto proprio felici. L'ultima l'ho fatta 10 giorni fa. 10 giorni fa. Noi abbiamo sempre continuato, indipendentemente da ogni richiesta, siamo sempre andati all'ufficio anagrafe a firmare. E questa è una gioia, devo dire, gioia, veramente gioia. È una cosa bella questa, è una cosa bella. Sono contentissimo. Una vittoria della città, una vittoria dell'amore. È emozionato e sorridente il sindaco Sergio Giordani, con a fianco l'assessore ai servizi demografici Francesca Benciolini. Nonostante l'impugnazione della procura di 33 atti, le registrazioni dei figli di 2 mamme non si sono mai fermate nel comune di Padova e con l'ultima, una bambina, una decina di giorni fa, il numero è salito a 53. Da quando in qua l'amore è proibito? Quando qua le cose positive, abbiamo già guai, guerre, ma cose disastrose, ognuno che fa violenza, basta. Questo qui è amore, è la cosa bella, amore, bambini accuditi con amore, questo è la cosa importante. Mai fuori dalla legge. È una precisazione puntuale quella del sindaco Giordani, che le registrazioni le ha sempre firmate, sostenuto dal parere dell'ufficio legale. Non siamo mai usciti dalla legge, c'era questa possibilità, noi l'abbiamo adottata e fatta assieme. C'è poi responsabilità con i funzionari, con gli avvocati nostri, era possibile farla e non si può vietare l'amore. La sentenza numero 68 della Corte Costituzionale parte dai 5 casi di Lucca, spiega l'assessora Francesca Benciolini. A Padova i 33 casi che erano in attesa di appello erano stati, la Corte d'Appello di Venezia aveva sospeso l'iter in attesa che la Corte Costituzionale si esprimesse, perché chiaramente, sapendo che si doveva esprimere, hanno detto: è inutile ci esprimiamo per poi trovarci magari una sentenza contraria alla nostra espressione, e quindi adesso chiaramente ci sono tutti i livelli burocratici e amministrativi che a catena daranno questo come orizzonte a tutte le prossime sentenze o cancelleranno la necessità di ricorrere ai tribunali. Adesso si attende una legge, ma l'orientamento pare ormai chiaro e per questo dalle famiglie arcobaleno, in continuo contatto con l'amministrazione comunale, arriva la richiesta di fare una festa a Palazzo Moroni, teatro di tante manifestazioni e sit-in.